Buongiorno a Gianpietro Pegoraro, coordinatore regionale della Polizia Penitenziaria della CGIL. Buongiorno a voi e grazie per l'intervista. Nelle scorse ore è successo un fatto che ha fatto molto discutere. Una persona accusata di omicidio si è suicidata in carcere, è accaduto a Vicenza. C'è polemica, c'è stata una nota molto dura da parte della Procura di Vicenza. Questa persona si è suicidata attaccandosi a una trave della doccia all'interno della sua cella. Che effetto le fa quando sente notizie di questo tipo? Non bello, un effetto non bello, perché qualsiasi persona che muore in carcere per me è un fallimento, per me e anche per la struttura. E inoltre si parla sempre di vittime umane e questo mi preoccupa tantissimo e mi fa anche star male, perché ogni vita che noi perdiamo anche all'interno del carcere è brutta. Un sentimento. Il mondo del carcere è difficilmente permeabile dall'esterno, cioè si fa fatica a capire cosa succede là dentro, in un certo senso è anche, come dire, fisiologico. Alla domanda che le persone che per fortuna non frequentano, diciamo, quei posti si fanno, cioè ma com'è possibile? Possiamo cercare di dare una prima risposta? Sono episodi che capitano, come capitano anche sì, che fa il suicidio anche al di fuori del carcere, anche se all'interno del carcere ci dovrebbe essere una maggior sorveglianza e una maggior assistenza psicologica, perché quando si entra in carcere e quando uno entra in una stanza, una camera di pernottamento che non vengono più chiamate celle, e si sente chiudere dietro, è ovvio che lì viene a mancare qualcosa, manca la sua libertà, ha un senso di insicurezza, e questo senso di sicurezza ce l'avrà sempre finché lui non uscirà dal carcere, perché entrare in una stanza e sentire qualcuno che dà due giri di chiave è come avere un colpo al cuore, insomma, è un effetto veramente sì, forte da sentire. Senta, al di là del caso di specie, quali sono le procedure standard per evitare i suicidi in cella? Mi scusi, la chiamo così. Allora, le procedure standard, allora, il detenuto che viene arrestato ha una prima visita, oltre medica, anche psicologica, quindi da vedere lo stato e quindi viene analizzato. E qualora quindi da questa visita poi viene passato all'interno della camera. La gente lo sorveglia, quindi se nota qualcosa di strano, comportamenti strani, è tenuto a comunicare al proprio superiore, il quale lo indirizza verso l'infermeria, che assegnerà un psicologo per il sostegno, che è fondamentale questo. E poi quando si ha una persona, tra virgolette, a rischio, solitamente lo si mette in compagnia con un'altra persona, perché stare da solo, come ho detto prima, è avere un tonfo al cuore, sentire la porta e vedere quattro mura e una finestra e non avere nessuno. Mentre avere un altro, anche un'altra persona con cui anche parlare, la tensione si smorza, e questo ci aiuta tanto avere uno in cella. Senta, oltre alla questione psicologica, la questione pragmatica, cioè noi sappiamo, voglio dire, dai film che si tolgono i lacci delle scarpe, quali sono gli elementi che consentono di suicidarsi in carcere per la sua esperienza, e quindi quali sono gli elementi che andrebbero rimossi ab origine? In carcere io ne ho visti gente che si è tolta la vita anche con le lenzuola, quindi non possiamo togliere le lenzuola, oppure farsi dei lacci attraverso sportine in aino,
quindi hanno mille fantasie quando uno ha intenzione di tentare il suicidio, oppure mettere in un sacco una bomboletta di gas e sniffare gas, e anche lì c'è un tentativo. Sono tutte quante cose che non dovremmo togliere, ma quello che più conta è avere un supporto psicologico. Questi devono avere un supporto psicologico. Quindi queste persone che sono, tra virgolette, a rischio, oltre alla gente, perché la gente, ricordo che nei momenti più bui, durante le ore notturne, quando uno tenta il suicidio, l'unico psicologo è la gente, perché psicologi durante la notte non abbiamo. È la gente che fa anche da psicologo, quindi fa il famoso tentativo di non farlo suicidare, insomma, questo è. Le leggo un passaggio della nota della Procura di Vicenza. Non voglio tirarla dentro un caso in specie, ma per capire. Il magistrato aveva dato disposizione ai militari dell'Arma di rappresentare al personale della struttura carceraria, al momento dell'ingresso nella casa circondariale di Vicenza, la situazione di fragilità psicologica della persona e l'esigenza di sottoporre a sorveglianza al detenuto, e nel cosiddetto biglietto di carcerazione del NOR della compagnia Carabinieri di Thiene era indicata espressamente tale necessità. Lei come legge questa frase rispetto a quello che mi ha detto? Allora, la leggo nel momento in cui mi arriva un detenuto con questa segnalazione. È ovvio che la prima cosa che faccio è di metterlo a grande sorveglianza, nel senso che io attenziono il personale a maggiore sorveglianza del detenuto, e che questo praticamente dà a intervalli regolari da poter sempre controllare, che sia sempre controllato. Uno. Seconda cosa, non lo metto mai in stanza da solo, quindi lo devo collocare in una stanza non con extracomunitari ma con italiani, quindi in modo che lui riesce a comunicare e parlare e quant'altro, e questo è un aiuto in più. Nel primo gesto che questo che fa anche il primo tentativo, è ovvio che io devo avere una linea diretta con l'infermeria, pronti ad intervenire. Queste sono le basi in cui si fa il servizio. Quindi io non posso mettere una sorveglianza, tra virgolette, a vista, dove metto un agente che guarda dalle 8 del mattino fino alle 8 del giorno dopo a vista un detenuto, tutto quello che fa, perché la sorveglianza a vista non è prevista neanche dal regolamento. Tutt'al più, se ho problemi di questo caso, se c'è un'infermeria, lo colgo in un'infermeria dove è maggiormente assicurato, quindi gli danno dei calmanti, dei tranquillizzanti. Ma se deve stare all'interno di un reparto, io devo imporre al personale dei maggior controlli frequenti che siano effettuati, e nel momento che la gente vede qualcosa di anomalo di segnalarmelo immediatamente, e lì si interviene. Questo è quello che è buona prassi.